Aveva... Devo dire una roba all'Alessia, cos'è che è successo al tuo gatto che l'hai portato in spiaggia? Si è stressato. Hai capito, Ale? No, cazzo, è finito. Micio, non so, non mi pararia il caso, tasi che non è il CP. Micio, che sei te che non ti ho mai visto in giro qua? Sei un gatto nuovo? Ah, no, te ne era bianca dentro. Sti gatti moderni, guarda che lavori. No, te tornano a fare. Però guarda come stai impandando con pulmin. Micio, te stai impandando con pulmin, però... adesso vedo cos'ho che da mangiare. Boom, ciao Italia. No, dica Andrea, cioè vedi le cortesie per gli ospiti, no? Siccome passa un po' troppa figa nel marciapiede, no? Allora gli ho detto Andrea, mettiti tu di qua, abbiamo fatto scambio posto così Andrea guarda la spiaggia e Singano che tocca assorbisse tutti i tocchi del mona che passa. State fornicando nel camper? Ah? Al mio lettino. Porco Per cane. i bimbi. Ah. Boh, vai, aspetta che qualcuno qua ha imparato. Vai, 1, 2, su. Poi là, 1, 2, su. Bravo, 1, 2, su. Stupendo, bravissimo. Che robe, super. E perché stai iniziando ad imparare? Perché sto iniziando ad andare a scuola in piedi. Ah, non perché è un bravo maestro. Tua sorella molto vacca. Bravo, aspetta, vai. Guarda che roba, sei più bravo di me quando ero piccolo, guarda che roba. Guarda le partenze, fino che si ferma. 1, 2, su. Vai. Abbiamo noi imparato di più. L'unico problema che abbiamo è che i tracker sono troppo morbidi. Io ho provato a stringerli e non si stringono. Ma io non te l'avevo detto di non rompere le palle a tirare che dopo sei stanca? Vedi? Lo so, così funziona con te. Mi fa tanto la figa, no? Perché ci sono i bau, guarda che tramonto. E dopo, dai, andiamo. Fufi, sorridi! No, aspetta, vedi? Questi sono i pranzi genuini, no? Che io faccio a casa di Alessia. Dai, neanche uomo, rifallo. Vai. No, vai, rifallo. No, sì, di più, rifallo. Porca troia. Cioè, io non posso un attimo star tranquillo. Cioè, dai, Ale. Dai, via. Porco. È la sorpresa di questa sera. È bellissimo, perché ero lì che ero andato a rimitare, a un certo punto mi sento la porta spalancare e mi entra c'è stato... Che bello! Il piccione Gedeone che cammina ballando la techno hardcore. Dica ciao a Giacomo, Kilim. Te mi ricordi su qui? Ciao Giacomo. Ciao, sono il gatto delle... no, delle nevi no, perché... Senti, se ti senti cosa fa Giacomo? Fa tutti i versi da gatto, no dei nevi. Sì, è appiccicoso infatti. Gatto ninja, robe del genere. Senti. Bianco Natal, le rene le abbiamo mangiate, lo so, ci sono un po' pesantine. Ma che bella questa pallina nuova. Amy, è una bella pallina. Questa pallina che custodiamo gelosamente è una bella pallina. Ma corri, Ray, corri, dai! Corri! Dai, Ray, corri! Vai, zappa! Corri! Piano, Amy, piano! Corri, zappa, dai, corri, dai che stasera si dorme, vai, corri, dai che ceno tranquillo, vai. Che figata, sai, i pompieri, vedi, hanno quel palo elettrico che viene su, guarda che figonata, ha preso fuoco nel albergo abbandonato, quello lì, non si vede sia quello là, il fuoco al centro. Guarda che fumarò, senti?
È grandino, come cazzo fanno a spegnerlo? No, dovrebbero entrare di qua. Secondo me questo gli hanno dato fuoco apposta perché c'era brutta gente dentro. Secondo me qualcuno gli ha dato fuoco. Così, finiamo la serata guardando un albergo che ciappa fuoco. È strano vedere un albergo abbandonato che ciappa fuoco. Sì, non è tanto bella sta roba. O meglio, per me è bella. Buongiorno Italia. Però è sempre strano, non ripeto. Io sono qua in zona industriale perché devo passare da un cliente prima mattina. È tanto prima mattina. E io niente, mi sveglio e trovo già tutti i parcheggi pieni di macchine. Cioè, mi sento fortunato. Che poi magari aspetta, perché sì, c'è qualcuno che magari può anche dire: "Ma porca troia, te che volissi ti qua, cioè ti ci vorrebbe a te sta roba", ma io l'ho fatta per tanti anni, cioè voglio dire, non è che non l'ho provata, non è che parlo così per parlare. CP, dove abitiamo oggi? Fuori dal commercialista, su un parcheggio. CP, guarda il Defender camperizzato, ma non il Defender quelli a Microsoft, il Microsoft Defender, l'antivirus di Microsoft, no? Quelli a Land Rover, vedi tu che bello, guarda quelle tendine, quei ortoai alla trattoria, bellissimo, vedi? Con questo ti difendi, lo dice anche il nome, da cosa non so, sicuramente dal bollo, esatto, perché essendo veicolo storico sei esente bollo, che non sarebbe proprio così, che resta ai tramietti, ok? Tutti devono pagare il bollo, solo che nei veicoli storici e nei ciclomotori si chiama tassa di circolazione, ossia se vuoi girare paghi, se lo tieni a casa fermo no, non paghi nulla. Ma in teoria anche Pulmini in alcune circostanze dovrebbe essere esente bollo perché è un veicolo di interesse storico, perché se è mio, quindi sei interessante, è la sua storia, ok? A 20 anni, di solito il veicolo rientra storico dopo i 30 anni, adesso non so se si è alzato a 40, però vabbè, insomma, per certe categorie motocicli si parla di 20 anni. E dopo lo lascio sempre a casa, cioè essendo questa a me casa, lui è sempre a casa, ste che ragioni. Aspetta, perché è dell'amico del Renato, no? Guarda, ti faccio vedere un figlio interni perché dopo te sei curioso, no? E ora vedi tu la dita che qua sotto le serbatoi, no? E che altri piccandoli là, che altri... Armadi? Sempre portaoggetti? Sì, dopo tutte prese USB, Guarda che misteri. presa 220, parallelatore per l'impianto solare che va montato qua sopra. Mobile, quella è la maggiolina. Mobile, sì, mobile. Che si entra da fuori. Sì, con la scaletta da questa Che parte. storiasse. Piove. Piove. Ma quanto dovrò lavorare dal camper, proprio. Ho trovato il mio nirvana. Porco cane, ancora che piove, guarda che roba. Comunque ecco appunto, questa è l'area camper, come puoi vedere ci sono solo 2 posti, purtroppo manca l'acqua, nel senso che non c'è proprio il cavo dell'acqua, però insomma dovresti avere già subito in teoria un sentiero per parcheggiare, diciamo che è molto comoda, e anche la corrente che tiene un casino, quella che non salta. Dimmi CP, non avevi voglia di uscire, ho capito, ma dovremmo sganciare un bombolone, cioè non ho capito, ce lo teniamo per 3 giorni? Ah sì, qui ho tutti i sentieri, vedi, lì sotto c'è un ruscello, però purtroppo insomma piove, è quasi un peccato perché è una bella camminatina, io sinceramente me la sarei anche fatta. Oggi forse spieghiamo il sesto senso dei cani, ok? Un cane rincoglionito, non ha il sesto senso. Non so, tra un po' te ne infilo per il naso. Ragazzo, c'è una cosa che so che può interessarti. No, non serve iPad. Ma perché parlo piano ancora a capilla, comunque via in cesso. Guarda cosa c'è che a te piace. Vedi? Guarda, aspetta che ti zoom così vedi meglio. Vedi? Un camper da skate 4x4 col garage. Perfino lui ha il garage. Tutti col garage. Sono che Singano non ha il garage. Bisogna fare qualcosa in Italia.
Ma mica adesso tanti esperti tedeschi, sicuramente tedeschi perché è un camper così poi ve lo so anche i tedeschi, perché devo buttare qua tanica e si compra una gomma e fa prima. Cioè, CP è assurdo da dire, però guarda, è vero, cioè, mi sono preso una pausa dal canale YouTube, da tutta sta roba che ci gira attorno, perché è stato secondo me la cosa più stressante di tutta la mia vita, cioè di tutti i lavori che ho fatto eccetera, è stata la cosa proprio più stressante, dove c'era gente che aveva sempre aspettative e dove c'era sempre un casino di roba da fare, perché i video da montare, caricare, copia, taglia, cuci. Mamma mia, sì, no, non sto dicendo che chiudo il canale, assolutamente no, i video continueranno, certo molto probabilmente ce ne saranno molti meno, ma non lo so, in ogni caso mi reputo importante dire questa mia sensazione, di cosa sto provando, di cosa ho provato, insomma, di questa prova empirica che ho fatto del mollar tutto, andare viva in camper, eccetera, 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 fare youtuber più che altro, perché mollar tutto e andare viva in camper, sinceramente, le cambiare casa. Ok, come è youtuber là che ha fatto mollo tutto e vado in Spagna. Dio caro, se sta 3 giorni in Spagna, la Palerio, le sta 3 giorni in Spagna e dopo le torna a faccia il mollo tutto, dica CP. Anche noi molliamo tutto e andiamo a pisciare fuori ogni tanto. Ma a parte sta moda del mollo tutto che ormai veramente non sopporto più, niente, mi sto veramente rilassando e divertendo col mio lavoro, perché comunque quella del grafico e web designer è una delle mie passioni, che tra l'altro insomma è anche quello che ho studiato ancora decenni fa. E, e niente, le soddisfazioni sono infinitamente di più. E ragazzi, Sky che entra, porca troia. Dopo ognuno fa quello che vuole, dopo chiaro che un youtuber che ha successo al suo 1 milione di iscritti o quel che ha, ovvio che fa i cash, però voglio dire, io che l'ho provata in prima persona ti posso dire che senz'altro è una cosa da provare, così come è da provare anche a vivere con praticamente niente in camper, anche o comunque a vivere senza niente in generale, anche se poi ti accorgerai che scatenerà una sorta di circolo vizioso, il quale ti porterà a sia spendere, a far sempre meno, però anche a guadagnare, a ricevere sempre meno, quindi ti ritroverai in una sorta di strada verso l'autodistruzione. Adesso per carità sto ingrandendo, ma è per farti capire, intuire il processo che ci sta dietro. Un po' come quando gli psicologi, no, ti dicono di fingerti ricco per diventare ricco, no? Perché poi appunto scateni certi modi di fare, di vivere, di pensare che ti portano a, hai capito? E quindi anche il vivere in ristrettezze pesanti, sta attento, perché poi ti ritrovi a mangiare cacca, perché devi stare sempre a risparmio, ti ritrovi a non pagare certe spese mediche o i dentisti, eccetera, e vedi, ti lasci andare. Ripeto, è una cosa da provare assolutamente, anche perché ti serve da allenamento nel caso in cui dovessero arrivare veramente dei momenti bui, difficili, crisi, guerre, pandemie, che cacchio ne so, no, pandemia è già successo, che cacchio ne so io, hai capito? Però escine, insomma, cioè, come dico sempre, prova un po' di tutto, perché sai, il fermarsi è un po' come il morire. You understand? Please for me.